Il drammatico esercizio di equilibrio a cui è oramai costretto questo stabile è significativo della precaria condizione di salute in cui versa Venezia, al di là delle immagini da cartolina che tanto piacciono sui social. Oltre a scale crollate o che assumono la forma di uno scivolo, a pezzi pronti a staccarsi dalle rive, un impressionante quantitativo di voragini che si stanno allargando sotto i palazzi sono state raccolte in una mappa interattiva dal gruppo 25 aprile che lancia l'allarme. Quando l'acqua appunto è più bassa ci ha consentito di vedere delle vere e proprie falle, delle voragini, dei buchi impressionanti dentro le mura dei palazzi, e questo crea poi un cedimento strutturale del palazzo a lungo andare. Che il motondoso faccia malissimo a Venezia lo si denuncia da almeno 60 anni, eppure, così come per lo spopolamento della città, non si è mai assistito ad una seria politica di contrasto del fenomeno, anzi il traffico di mezzi a motore nei canali è aumentato a livelli mai raggiunti prima. Si parla sempre di intervenire, ma non si interviene mai, perché ho l'impressione che la politica veda questo provvedimento di malocchio, in quanto sicuramente molte categorie avranno da obiettare, però io penso che rispetto al bene di queste categorie il bene Venezia sia di gran lunga superiore. I risultati di una ricerca che è in continuo aggiornamento e a cui tutti possono partecipare sono stati presentati nella sede di Italia Nostra alla Presidente della Quarta Commissione Consiliare Deborah Unisto, che sta lavorando sul tema. La continua erosione, il continuo battere sia dell'onda, ma anche l'inquinamento idrodinamico sotto tutto il movimento dell'acqua sposta, erode le fondamenta e che vengono a svuotarsi un po' alla volta e quindi poi cedono.